Buongiorno a tutti. Io volevo dire al Presidente nazionale e al Presidente regionale che sono consapevole dell'onore che viene concesso a me e all'amministrazione che rappresento di rompere un po' il cerimoniale e fare un intervento che normalmente non sarebbe previsto. Però stiamo parlando di un evento dal nostro punto di vista eccezionale. Allora, intanto il raduno si chiama Piave 2018, non si chiamerà Sandona di Piave 2018, anche se magari Sandona farà da quartier generale, ma in realtà quello che vogliamo dire è che il Piave è un patrimonio dell'intera regione del Veneto e dell'intero nostro paese. Addirittura l'UNESCO ha riconosciuto dalle Dolomiti, che è il luogo in cui il Piave sorge, fino alla Laguna di Venezia, che è un altro patrimonio riconosciuto dall'UNESCO, l'importanza di questo fiume, che per noi però assume un ruolo e un significato particolare. Esattamente 100 anni fa, oggi, eravamo ancora assestati sulle linee difensive dell'Isonzo o delle nostre montagne. Si avvicinava quella che è la 12ª battaglia, quella di Caporetto, che poi ha visto arretrare il nostro esercito e assestarsi sul Piave. Il Piave assume un grande significato di resistenza e anche di ricostruzione di quella che poi sarà una riscossa, che ha portato il nostro paese ad essere libero così come noi lo conosciamo. Per questo il Piave assume un significato particolare e io vorrei dare due messaggi. Il primo: per questo motivo l'invito che io faccio a tutti i bersaglieri e anche a tutti i cittadini della regione è di vivere questo evento come protagonisti e non come spettatori, a sentirlo ciascuno di noi proprio, perché saremo una vetrina in cui sarà importante dare dei messaggi chiari, come si sta facendo anche in questa bellissima giornata. Bellissima giornata per il quale va ringraziato il sindaco, perché se quello che non funziona è colpa del sindaco, se oggi è uscito il sole è merito del sindaco, quindi un grande applauso. Il secondo messaggio: oggi abbiamo attraversato le vie di una città, come io in questi ultimi anni ho fatto a Pescara, ho fatto ad Asti e come avviene in tutte le principali città d'Italia. I bersaglieri, l'associazione nazionale non prenota un palazzetto dello sport o uno stadio e si fa la propria sfilata all'interno. Decide di testimoniare una presenza e una fedeltà ai comandamenti di La Marmora, facendo vedere a tutti quelli che sono i contenuti di questi comandamenti. Io ne seleziono uno tra i tanti, ed è l'amore per la patria. Viviamo in un paese, in un momento che rende l'Italia un po' scassata, da rimettere in sesto, da rimettere in piedi, e da dove possiamo partire se non dall'amore per il paese dei nostri padri, perché patria vuol dire proprio questo, patria vuol dire paese dei nostri padri, e per questo assume anche un significato di sacralità. Adesso noi dobbiamo testimoniare soprattutto ai ragazzi, ai bimbi, a quelli che si aspettano da noi un messaggio e un esempio, che di questo paese abbiamo soprattutto amore. Ecco, questo dichiaratelo con orgoglio e a voce alta, con le fanfare o solo a squarciagola in tutte le vie che attraverserete da qui al prossimo raduno e anche oltre. Grazie di nuovo ai presidenti, grazie al sindaco che ci ospita, ai colleghi, alle autorità religiose e a tutti voi. Ci rivediamo sul Piave, sul Basso Piave, sulle sponde del fiume sacro alla patria a maggio del 2018. Buona giornata.